Assessore, è presentata oggi le Giornate della Luce. Si tratta di un festival che coniuga l'attrattività per il pubblico degli addetti ai lavori, ma non solo. Beh, innanzitutto segnala una figura che è centrale, cruciale perché un film sia un bel film, che è proprio l'operatore delle luci, che molto spesso è negletta. Cioè, il grande pubblico non sa chi ha fatto quel lavoro nel film, neanche nel film che gli è piaciuto di più. E quindi mi sembra un giusto tributo. Poi è quindi un festival tematicamente originale, non di nicchia, perché comunque molti dei nomi che compongono il panel del festival anche quest'anno sono nomi molto noti al grande pubblico, molto graditi al grande pubblico, e che quindi valorizza qualcosa che non si conosce con chi invece si conosce molto bene o con cosa si è visto e apprezzato magari anche tante volte, no? Quante volte ha visto lei Casablanca nella sua vita? Ecco, tantissime, non è in grado di quantificarne anch'io. E quindi mi sembra che sia un obiettivo centrato da tutti e due i punti di vista, anzi da tutti e tre, anche sul piano della valorizzazione turistica di Spilimbergo, che è uno dei nostri centri più belli. Gloria De Antoni, curatrice artistica, quali saranno gli appuntamenti imperdibili di questo festival? Beh, il primo credo che sia l'appuntamento con Dante Spinotti, che è il nostro grande rappresentante del cinema, perché lavora in America da tantissimi anni come direttore della fotografia. E poi c'è Valeria Ciangottini, perché facciamo questa grossa anteprima che è assurda, ma però dei 60 anni della Dolce Vita, che saranno l'anno prossimo, ma noi facciamo i 60 anni dal primo Chuck della Dolce Vita, perché cominciò nella primavera del 59. Ci sarà Peter Greenaway, un grande regista con una sua visione del Leonardo. Quest'anno è il cinquecentenario di Leonardo, e poi Pupi Avati, che torna con noi con un'intervista su lui come regista e scrittore. Ci sarà un incontro con il gruppo Vanzina, in memoria di Carlo Vanzina, dove c'era anche Marco Risi che ha girato il suo ultimo film, la grande masterclass e infine l'ospite d'onore della serata. L'altro anno ci fu Nicola Piovani e questa volta Simone Cristichi, che dedicherà a Michela Baldi, la ragazza uccisa a Spilimbergo 3 anni fa, una sua canzone.